riesco a vivere così. Sei ancora qui dentro di me, un segno incancellabile. Sei solo tu che riesci a farmi stare male, qui solo dentro ad un portone a ricordare. E niente più quel nodo al cuore che mi uccide, quando penso a quelle sere chiusi in casa ad aspettare che poi sorga il sole. E torna solamente quando il cuore si ricorda quell'abbraccio che... E chiagno solamente se sto cuore si ricorda ancora me. E puoi cambiare vita, puoi cambiare amici, puoi cambiare aria, ma ricorda che non puoi dimenticare i suoni di un amore unico, richiamo irresistibile. Mi manca tu e nessuno più, non riesco a vivere così. Sei ancora qui dentro di me, un segno incancellabile. Nella mia vita ormai tu sei la padrona, senza più anima cancelli una storia. Per te è normale amare soltanto un'ora, per poi lasciarmi qui con un nodo in gola. E ancora tu, quel laccio al cuore che vorrei strappare, chiuso dentro questo labirinto, immerso nel mio canto. E niente più quel tuo sorriso che vorrei morire, quando sono immerso nei tuoi occhi, mentre avanzi di tuoi passi lenti il mio tormento. E torna solamente quando il cuore si ricorda quell'abbraccio che... E chiagno solamente se sto cuore si ricorda ancora me. E puoi cambiare vita, puoi cambiare amici, puoi cambiare aria, ma ricorda che non puoi dimenticare i suoni di un amore unico, richiamo irresistibile. Mi manca tu, un segno incancellabile. Mi manca tu e nessuno più, non riesco a vivere così. Sei ancora qui dentro di me, un segno incancellabile. Della mia vita ormai tu sei la padrona, senza più anima cancelli una storia. Per te è normale amare soltanto un'ora, per poi lasciarmi qui con un nodo in gola. Ben ritornati, scusate, ma sono ritornato, sono dovuto scappare, però sono di nuovo qui insieme a voi. Allora, vedo che siete tanti. Allora, Maridosi, ciao Maridosi, buon pomeriggio. Volevo salutare anche Masha, buon pomeriggio di nuovo. Giusy Cassinese, ciao Giusy, vedo che siete tanti nuovi. Ivano Galaxy, olè. Ti propongo una sfida, Matteo, ciao a tutti, ma è Francesca De Andrea, sì, è Francesca De Andrea, proprio lei. Allora, bellissima canzone, come si chiama? Allora, la canzone è intanto di Alex Perry e Angelo Famau, del titolo, allora, Alex Perry e Angelo Famau, ora vi dico il titolo, allora, perché ragazzi talmente ne ho tanti titoli in testa che io non è che me li posso ricordare tutti. Allora, il titolo è Sei soltanto tu di Alex Perry e Angelo Famau. La ragazza, come avete visto, è De André, quindi è Francesca De André, e l'avete riconosciuta. Allora, una sfida, Masha, fammi una domanda su di te, se rispondo giusto mi dai il tuo numero.
Giuseppe Festa, grazie ancora, sono troppo belle tutte queste canzoni. Giuseppina Festa, niente. Teresa Vino, ciao ragazzi, mi piace contattare a voi, sempre un piacere. Una canzone di Antonio Ottaviano, grazie, un bacio. Mari Rosi, ciao Simone, ciao Mari, ciao Mary, ciao. Allora, ciao a tutti ragazzi, siete veramente tanti, in 5 minuti già siamo arrivati a quasi 200 persone, siete grandiosi, dai Mascia, però non lo trattare male a Matteo, capisco che tu vuoi stare singolo, però le amicizie fanno anche bene, fanno bene le amicizie ragazzi, fanno molto bene. Allora ragazzi, io volevo farvi ascoltare in questo momento una bella canzone, di chi ve la faccio ascoltare? Vi faccio ascoltare una bella canzone di Rachele dal titolo Sola, e ci vediamo tra pochissimo, mi raccomando, per chi sta entrando adesso iscrivetevi al nostro canale Blue Music. Ciao. Sento buono, voglio stasera da già parla. Tutto un male che hai fatto, come l'ha già scordato. Di la verità non t'ho negato. Non t'ho faticato, non ti credo più. Niente, non sei più niente. Ti vedo stranito, non so più che la coglione, che le navote, che ti aspettava a casa, che si preoccupava.
sai si può vedere. La valigia ma detto che il tuo pensiero per l'amore ma non posso anche mantenere. E con occhi nel creatore non capirebbe la ragione, ma parettimo solo dopo. Quindi mi sto mondo davanti e non lontana mi stegno. Una vita avanti non vuole più niente, un caro non può ascoltare la gente. E l'ultima marina che tu ne metti con un tabaco, non fanno un regalo che aspetta papà. Una vita che non vuole movimento, non può bloccare, non può crescere innocente. Ma le cosa vuol dire solamente, mi pare un brotolano, a storia postate parate per fare un quando mi vedete non ti fa chiudere. È difficile ogni notte che una persona non è pace, che mi aiuta a non morire. E si possa ancora ieri che non vede la morire, ma scalo con bene. Chiamo io non è creato per la pazzia, per la cultura. Luna di casa non deve capire, non deve bene la scusa la gente. E l'ultima vita deve metti con le mani, non fanno un regalo che aspetta papà. Luna di casa non vuole il movimento, non fanno bene un po' più suoi innocenti. Ma che fanno adesso per dire sulla merende, mi pare un brotolano che Ako non zarrava ne portano mondo e me ne si che potesse morire. Una vita me la voglio dovere, non fanno chiaro molti suoi innocenti. Arriva da casa per te sulla parete, rimane un brotolano che sulla colonna. La
Allora, vedo che comunque ho un altro assistente. Bene, mi fate assistente? Grazie per avermi risparmiato il fiato. No, scherzo. Allora, volevo salutare Daniele Ruocco che ci saluta. Credo che si conosce con Mary. Volevo spiegare proprio a Daniele che per problemi di copyright e quant'altro possiamo passare per ora perché da gennaio avremo tante novità, saremo autorizzati e quant'altro a passare anche brani di altri artisti, quindi principalmente passiamo tutti gli artisti Blue Music, tutti i ragazzi che registrano qui proprio dentro gli studi discografici Blue Music, e poi mettiamo Emiliano Cantone, Nenzi, Nico Pandetta, senza nessun problema. Questi li possiamo mettere. Anthony, passiamo anche Anthony, e quindi ragazzi mi dispiace però non accontentarvi, ma da gennaio vi accontenterò a tutti proprio dal primo all'ultimo, senza nessun problema, allora sì, ti leggiamo pure. Abbiamo anche il numero di telefono, quindi se vuoi chiamare puoi chiamare benissimo, Daniele. Volevo salutare Giovanna Sissi, ciao Giovanna. Masha mi ha anticipato praticamente, già stavo parlando. Samu Joker, ciao, buon pomeriggio a tutti. Siete veramente tanti ragazzi. Per chi sta andando in questa diretta adesso, che vedo comunque tanti nomi nuovi, iscrivetevi al nostro canale YouTube e noi saremo in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 10:30 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18:30. Dato che siete delle persone nuove, volevo ricordare il sondaggino di oggi pomeriggio. Il sondaggino di oggi pomeriggio è qual è il vostro attore preferito? Punto interrogativo. Scrivetemelo sotto nei commenti e ci vediamo tra pochissimo. Emiliana Cantone. Allora, di Emiliana Cantone, Giovanna Sissi. Allora, di Emiliana Cantone ti posso accontentare dopo questo meraviglioso brano che vi stavo per fare ascoltare. Questo brano è di Nico Pandetta. Il suo brano che a me piace di più è Pazzo Amore. Ci vediamo tra poco, E sto pensando a te, che lo giorno che ti ci incontrato e parlato con me, giuro che non pensavo che poteva farmi così. Una notte d'amore non basta per te salutare, non ti posso scordare. Vieni, ossaggio ma paratino, ti voglio che vicino, spogliamoci niente. Pagazzo amore, però ti voglio ancora, pure se ci sbagliato, tu mi vuoi pure tu ne cagà. Pagazzo amore, perché fai male al cuore, rimane che stasera, spogliamoci niente sotto sto cielo ancora. Non mi porti più, non vivo più, se non c'è sta tu, se una malattia, tu sei vita mia, è buona buccia, ma da già perduto, dai vieni qua, insieme con me, arrivi mare, ma manca l'anima, meriti sì, non vedo l'ora che viene stasera, che è venuto bene, pagazzo amore, però ti voglio ancora, pure se ci sbagliato, tu mi vuoi pure tu ne pagazzo amore, perché fai male al cuore, rimane che stasera, spogliamoci niente sotto sto cielo ancora. Non mi porti più, non vivo più, se non c'è sta tu, se una malattia, tu sei vita mia, è buona buccia, ma da già perduto, dai vieni qua, insieme con me, arrivi mare, ma manca l'anima, meriti sì, non vedo l'ora che viene stasera. Pagazzo amore, però ti voglio ancora, pure se ci sbagliato, tu mi vuoi pure tu ne cagà. Pagazzo
Allora, buon pomeriggio. Ciao, il mio attore preferito. In che senso? Teresa Vino? Aspettate, ora leggo tutti quelli che sono venuti prima. Però questo messaggio mi incuriosisce. Ciao, il mio attore preferito è una canzone di Nico Pandetto. Ok, va. Come sei brutto è meglio il tuo amico. Sì, lo so che Simone è meglio. Ragazzi, non aggreditela perché Teresa scherza. Anche l'altro giorno stava scherzando. E allora, ragazzi, volevo salutare. Ilias Dorino, buona serata, belle canzoni. Grazie. In generale un gruppo musicale Skill, Matteo. Allora, l'attore preferito di Giovanna Sissi è Johnny Depp. Il mio attore preferito, anzi la mia attrice preferita, ragazzi, è Manuela Arcuri. Che quando ero piccolino io mi guardavo la serie TV Carabinieri ed era molto bella. Manuela Arcuri tutt'oggi è una bellissima donna. Per me è anche una brava attrice. La cosa bella è che Masha dice a tutti quello che deve fare, però lei il suo attore preferito non lo dice, ma come mai? Anche cioè Marilose oggi mi stai abbandonando. Chi è il tuo attore preferito? Dai, vogliamo sapere l'attore preferito tuo e di tua figlia. Dai, ditemelo, forza. Brava, grazie Marirosi, la bellezza non conta, è quella che c'è qua dentro il cuore. La simpatia, spero di essere simpatico, spero di tenervi compagnia, l'allegria soprattutto, che in questo periodo ce ne vuole tanta. Poi cosa dirvi? Io vi ringrazio perché comunque siete veramente tanti, state facendo crescere questo canale come non so che cosa. Veramente io vi ringrazio, vi amo, vi stramo a tutti quanti, cioè perché siete del pubblico meraviglioso, veramente meraviglioso, che non mi aspettavo mai di avere un pubblico del genere, e siete veramente meravigliosi. Allora ragazzi, io vi faccio ascoltare la canzone del mio amico Gianni Piazza, Come mi scoppia il cuore, e ci vediamo tra poco. La cascia non era pure tu scegli che ne possa amore e scende brividi in tuo cuore. Questa gelosia forse condannami, non la voglio distruggere sta storia, tengo solamente a te. Mi scoppia il cuore se stasera tu decidi veramente ma la cassa. Come già fa, mi sento già morire dentro, si tu penso ancora, sì che macchiello là, ma che fai incazzare? Mi dispiace, sono scemo ma sono troppo innamorato, che ti giuro che stasera rinde meglio, sono cagnato, ma l'amore senza te, senza aver più chi si passa, voglio vivere con te. Mi scoppia il cuore, ci rimane sti capelli, non posso che ti accarezzare, ma tu mi apri tu con tu non puoi dirmi addio, se mi fate poi sì, a chi l'ha già giurato quando ti voglio, quasi tutta vita mia. Mi scoppia il cuore se stasera tu decidi veramente ma la cassa. Come già fa, mi sento già morire dentro, se tu pensi ancora, sì che macchiello là, ma che fai incazzare? Sono scemo ma sono troppo innamorato,
cagnato, chi ti giuro che stasera rinde me già sono cagnato, ma non muore senza te, senza me giù chi si passa, voglio vivere con te. Mi scoppia il cuore e ci rimane sti capelli, non posso che ti accarezza, ma tu mi hai perdonato. Mi scoppia il cuore e ci rimane sti capelli, non posso che ti accarezza, ma tu mi hai perdonato. Bentornati nella nostra diretta, bentornati. Allora ragazzi, io volevo un attimo rispondere, volevo andare un attimo rispondere a tutti quelli che hanno detto l'attore preferito. Allora, vestito da carabiniere era da saltargli addosso, addirittura, cioè pazzesco. Allora, fra domani ti posso chiamare perché non ho la SIM. Domani noi non saremo in diretta perché siamo in diretta fino al venerdì. Giovanna, sì, ma non sono conosciuti questi cantanti. Allora, Giovanna, devi sapere che noi è bello passare dei cantanti che non sono conosciuti, perché anche chi si sta mettendo in questo cammino in questa carriera che come dici tu è difficoltosa, perché per diventare famoso devi fare un po' la gavetta, è bello che sentiamo anche loro. Scusate un attimo perché mi sta arrivando una telefonata, vediamo chi è. Pronto? Oh. Pronto? Sera, chiama la Blue Music. Sì, va bene, ragazzi, Simone Russo in diretta, pazzesco, colpo di scena. Ciao Sim. Buonasera a tutti. Comunque Mare, te ne stanno dicendo un garretto. Tu la devi smettere. Perché la devo smettere? Perché poi quando rientrerò, giustamente ti devo fare pagare tutte le brutte cose che dici su di me. Ma non è vero, io non ho mai detto una brutta cosa su di te. Come no? Dici che me ne stanno dicendo di tutti i colori. Loro te ne stanno dicendo di tutti i colori, perché non sei venuto, non io. E tu difendimi sempre. Ma non ti posso difendere perché hanno ragione. Ma che c'entra? I compagni si difendono. No, non è come dici. Ecco, la tua tenera età ancora non te la fa. Comunque, volevo salvare tutti. Ragazzi, comunque perdonatelo, perché se non lo sai, io ti ho difeso. Ah sì? Sì, ho detto che per problemi lavorativi in questo momento non puoi venire. Tu sai la motivazione più di loro, naturalmente, quindi sai, appunto, gli ho detto per problemi lavorativi questo Simonuccia Bale non può venire. Cosa stai facendo? Come va? Che sondaggio hai fatto oggi? Oggi ho fatto il sondaggio dell'attore. L'attore preferito. E ci sono stati, c'è stato un bel riscontro. Già l'ho detto, Manuela Arcuri, la mia attrice preferita. Vabbè, quindi ti stai basando sulla bellezza, non sull'attore. No, a me piace Manuela Arcuri perché come recita, lo sai, è anche una bella donna, attenzione, Però io quando ero piccolino, sì, vabbè, quando ero piccolino mi guardavo Carabinieri, ma tu te lo ricordi la serie TV Carabinieri in cui Manuela Arcuri faceva? Io scommetto che tu quando eri piccolo guardavi di Manuela Arcuri la sua bravura, soprattutto la sua divisa. Come recitava Carabinieri, no? Sono sicurissimo che tu guardavi quello. Perché non lo sapevi? Non te lo immaginavi? Sì, come no, sì. Allora, qua dicono che ci sono attori preferiti, per esempio c'è Giovanna Sissi che dice che Giovanna Sissi è una nuova, è entrata adesso, oggi, al nostro programma, quindi una nuova entry, bravissima. Il suo attore preferito è Johnny Depp. Voglio dire, tu dici il tuo attore o la tua attrice preferita, dai? Io ti dico quella femminile e quello maschile. Forza.
Dici. Sono tanti però. Dici. Però diciamo che vabbè, la femminile è Charlize Theron. Ah, Mi sentite ancora? che sei simpatico. Salve. Salve. Da dove Buonasera. chiami? Chiamo da Catania. Sì. Località marittima? Oggi sei attraente con questi baffetti. Che bei baffi che hai. Veramente. Simone comunque Mare sei ricercatissimo. C'è Marirosi Ma che chi? Marirosi c'è il panico, cioè tu non puoi Mare, non puoi stare al lavoro e abbandonarmi qua. Avete ragione, vi prometto che dalla prossima settimana ci riserò di Non nuovo. ci credete perché lui è bugiardo. Non ci credete. Mi ha deluso. No, tu sai benissimo la motivazione, purtroppo credetemi che vorrei essere molto più in compagnia vostra che dove sono. Però sì, sicuramente. il mio pensiero era quello di chiamarvi e di stare un po' in compagnia vostra anche da lontano. Che belle cose. Fortunatamente nel 2020 possiamo però nel frattempo sto leggendo i miei messaggi che mandano. Sì, lo senti che te ne stanno dicendo tutti i colori. Sì, però non so cosa premo, stavo dicendo una cosa. Stavi dicendo non so chi munccio, no? Al solo due. Sì, infatti, traduco io. Sì. Vabbè, no, voglio dire, siamo siciliani, non penso che... Comunque dici l'attore maschile per favore, grazie, dici. L'attore maschile è Marco D'Amore, anche se non posso dire che Johnny Depp, Gerard Butler, Al Pacino sono degli attori che seguo tantissimo. Abbiamo l'attore maschile Marco in comune, eh? Marco D'Amore senza ombra di dubbio. Simone Russo, mi manchi. Le cose del fine mondo. Ma io perché non leggo queste cose? Dove si leggono? Ah, che bella cosa. Mi manchi. Ieri ho visto che questa trasmissione sta diventando una... tipo uomini e donne, ma tipo uomini e donne. Una specie di baglie che incontrano, come si dice? Matteo dice Natalie Portman tutta la vita. Portman. Vabbè, ognuno ha i propri gusti, no? Sì, noi abbiamo i nostri gusti. Ognuno di noi ha i nostri gusti. Poi c'è un'altra attrice che mi piace tantissimo, sia come recita che come bellezza, che reputo è bellissima. Ed è, non mi ricordo come ma si allora chiama. Ma allora non è come recita. No, come recita, e sì, poi sì. dico anche che è molto, molto, molto bella. Uh-huh. Ed è quella che ha fatto... Sì. Vabbè, ora tu dico perché mi scordai. A me un'altra attrice che mi piace è Vanessa Incontrada. Ma non è attrice Vanessa Incontrada. È attrice, ha fatto anche delle fiction, quindi non dire cavolate. Ma non è che mi può dire una grande attrice, voglio dire, non è che... Vedi che recita molto bene, vatti a vedere qualche fiction e ne riparleremo. Dai. Ma sta parlando di fiction. Ok, qual è il problema? Gli attori fanno anche le fiction, quindi qual è il problema? Sì, e gli attori fanno... Madonna, ma è arrivato un messaggio bellissimo. Da chi? Da Masha. Non so cosa ti sto dicendo. Che il suo attore preferito sono io, ma io la ringrazio. Ma io c'è da dire che è stipendiata da me, no? Con dare la sai allora, Simone Russo. Cioè, i soldi che ti do io tu glieli dai a lei, che però. Certo, perché a me mi fanno dei complimenti. Ho capito. Allora io vi dovrei dare tipo i miliardi a testa, tipo a tutti quanti, per farmi fare i complimenti. Perché ricevi tanti complimenti? Quali complimenti? Prima mi dissero che sogno brutto, preferisco il tuo collega. Cioè a te. Cioè, te ne rendi conto? Non è vero, te ne rendi conto? Ma, cioè. Non è vero, chi te l'ha detto sta cosa? Aspetta, te lo dico subito. Non è vero, non è vero. Teresa Vino. Teresa Vino, ma non è vero, te l'avrà detto per scherzare. Mamma mia. Sei un compagno di avventura perfetto. Lo so, me lo dicono tutti. Anche con quei baffi, però va bene. Mare non me li toglierò mai, perché se mi tolgo i baffi sembra un bambino di 12 anni. Sì, perché veramente ora pare maggiorenne. Mamma mia, è meno male che chi di intelligente si pensa se ero io. No, e quindi pensa il tuo tasso di intelligenza quant'è? Io il mio tasso di intelligenza l'ho misurato e è a circa il 24%. Scusami, ma tu dove l'hai misurato? C'è si chiama misuratore di intelligenza.
Per favore, aiutatemi, però ditela qualcosa anche voi. Ma Se tu, no lui non si ferma più di tu- dire queste cose. tu oggi, Aiuta- tu oggi hai sentito la signora Pinella? No, io mi sono disintossicato da te. Ma non è vero perché ti ho chiamato 108 oggi, quindi sì. Aspetta, ma sto leggendo, io sì, Sì. per 2 giorni di fila, ma cosa? Ma Ricosa ha chiamato anche ieri. no. Voglio dire, chi vuole chiamare, vuole venire in diretta, lo dice, io chiudo, così puoi prendere la chiamata in diretta. Ma che vuol dire, Comunque, Marirosi? ti volevo Perché tra dire- poco lasci la live? Perché ci stai abbandonando? Che è successo, Come Marirosi? ci sta abbandonando? perché? Questa è colpa tua. Perché ci stai abbandonando, Marirosi? Non mi abbandonare. E ti stavo dicendo, Sì. l'altra attrice preferita che io vi invito a guardare questo film, anche se è abbastanza sdolcinato, è l'attrice che fa La memoria del cuore. Non mi ricordo quale. Come, che non l'ho sentito? La memoria del cuore. La memoria del cuore. È un film bellissimo. Mhm. L'attrice non mi ricordo come si chiama, ma è spettacolare sia come recita, perché ha fatto tanti film che mi piacciono, e in più è una bellissima donna. Ma quindi tu ora hai fatto tutto da solo? Sì. Brava! Cerca di ritornare, Simone Russo, che mi manchi. Che bello. Chi l'ha scritto? Ma perché non vedi i messaggi? Mamma mia, cioè, hai ormai fan. Allora, ragazzi, volevo fare una comunicazione importante, dato che c'è Simone in diretta. Per chi volesse, dal lunedì al venerdì alle 11:30 del mattino ci sarà qui alla Blue Music, proprio all'ingresso della Blue Music, Simone seduto al tavolo per fare gli autografi. Quindi chi vuole venire venga, che noi lo aspettiamo. Sempre gratis? Sempre gratis. Ma io non ho capito perché devo fare tutto gratis. Perché è così. Com'è? Perché è così. No, Simone, non chiudere, abbiamo bisogno di sentirti. Ci manchi. Mamma mia. Niente, bellissimo. Però vedo che ci sono tante persone nuove. Sì, Anna Maria. E questo- Ciao, Salvo questa cosa Sbambato. mi- Scusa, stavo salutando lo Sbambato. Ciao, Salvo. C'era. Salvo è un grande amico nostro. Ciao, sì, è passato a Ah. salutarci. Uno di quelle persone che Eh. purtroppo ha colpito la crisi, perché dovete sapere che Salvo fa l'animatore, e ha colpito la crisi di queste sale feste e ristoranti chiusi. E quindi, poverino, è rimasto senza lavoro. Come moltissime persone, vabbè, ma torniamo sempre su un discorso che ormai noi abbiamo detto che sarà tabù. Sì, per noi non ci interessa. Allora, Anna Maria Briguglio, buona serata, in buona compagnia. Ci fa Grazie, piacere, grazie, ci fa grazie. piacere. Ah, Marirosi ci sta lasciando perché ha visite a casa, e allora Marirosi... Ma ci può seguire anche con le visite. Certo, però Si se mettono la a ragazza... ci seguono. Però non è che noi dobbiamo essere... No, però nel frattempo prende gli amici suoi che gli fanno visita E gli fa vedere il nostro canale YouTube. YouTube, bravo, Bravissimo, sei stato mi fa intelligente. mettere- Questa cosa, mi fa cliccare, con questa cosa ti sei Sì, meritato questa è la un bel campanella. 10. Ti sei meritato un bel 10 con questa cosa. visto Che poi sei- dici che che sei poi stato- dici che non faccio niente. Che sei stato bravo, Simone Russo, mi fai Poi ricciare le carte. dici che non faccio niente per questa trasmissione. Mm. Ma poi quindi racconta com'è stata questa trasmissione. Quando vengo a Catania vi avviso e mi faccio fare anche l'autografo da Simone Russo. Te l'ho detto io. Ah. Ma no, ma ci sei anche tu. No, io autografi non ne faccio. Certo, come Io- lo stai scritto tu? io no, io ho Un fatto nome- Ganni- come stai scritto tu, no? Ganni Martino, buonasera. Ciao Ganni, Buonasera, Ganni, mi raccomando Ganni, buonasera. siccome ti vedo che è un nome nuovo, ti invito, anzi ti invitiamo io e il mio collega che oggi non c'è mai al telefono, di iscriverti al nostro canale YouTube. Giusto Simone? Sei Mar- grandioso. Margherita Parisi dice siete i migliori. Non è vero, noi... Grazie. Grazie. Uè, tu sei brutto, come sei brutto, è meglio il tuo amico, sto facendo risate e vieni da ridere. Vedi male, mi hanno detto che sono brutto di nuovo. Non è vero, ma che lo dici? Sembra Teresa Viva. Ma a me non mi sfondono queste cose. Perché siccome Facebook, te lo faccio vedere, Facebook mi dice che... Allora, ciao Mary, ci vediamo lunedì e mi raccomando non ci abbandonare, Simone lunedì è qua, vero Simone? Sì, Ecco. lunedì ci sono. Allora, Ganni Martino, ma che musica si Ciao, ascolta Mary. qua? Qua passiamo, Simone, glielo vuoi dire tu per favore?
qui al momento possiamo passare solo musica neomelodica, Che sei stato negato. al momento. Poi da gennaio in poi avremo diversi Artisti. artisti, si farà una fascia dove solo italiano, musica internazionale, una fascia neomelodica, Sì. quindi saremmo molto più ricchi con i nostri programmi, ci saranno Sì. giochi dove si vincerà qualcosa grazie ai nostri sponsor, Certo. quindi questo è un punto di lancio dove Esatto, vi esatto. chiedo a voi tutti se Per state esempio, bene in nostra per esempio compagnia. Simone farà la sua prima promozione, vero Simone? Sì, però magari ne parliamo più avanti, per ora lasciamola lì dove Esatto. ancora da un anno in Però sospeso. come Simone, per favore. Però c'è da dire una cosa, io Mm. non canto napoletano, canto solo italiano. Simone Ti ha devo fatto dire una bella canzone. un'altra cosa che ti voglio dire. Hai messo la canzone di Luigi? No, ancora no. Ok, ti volevo dire Sì. che Gigi Flauto, cioè il Luigi. cantante della canzone, sì, Luigi Flauto, che ha scritto la canzone insieme a Katia Mauro, Di intervenzione. sì, Sì. mi sta scrivendo proprio una canzone a me, quindi lo volevo ringraziare in modo Ma quindi particolare. hai fatto uno scoop che noi non sapevamo? Sì, mi è arrivato ieri sera la notizia che ci sta lavorando, quindi la volevo Ma dire. io sono scioccato. Cioè, ragazzi, ma manda a dire, sai Simone, te lo dico prima a te che. Boh. No, non ci ho pensato, hai Sì, ragione, sì, non ci ho vabbè. pensato, ti dovevo preparare prima. Alfio Montigli è cosa tua, Simone? Com'è? Alfio Montigli è un amico tuo? No, perché? Perché dice grande Simo? A chi lo dice? A me o a lui? Pensa a te. No, pensa a te. Aspetta, perché io non vedo i... Alfio Montilli. Vediamo. Comunque, grazie, Sì, noi ce lo prendiamo, grazie mille. Sempre. Ganni, tutti i complimenti che Ganni possiamo, almeno diciamo Martino, come ce li fa. Ganni Martino dice bellissimo, viva la musica napoletana. Quindi Ganni, mi raccomando, iscriviti al nostro canale YouTube. Anzi, Quindi no, facciamo scusate, così, Simo, nel scusa, frattempo- ho sbagliato la pronuncia, si dice YouTube. Si dice YouTube. Aiutatemi, per favore, aiutatemi. Beh, ragazzi. Visto che scappo, comunque volevo dire che è giusto che gli facciamo ascoltare una canzone ai nostri amici. Certo. Metti Se una bella tu canzone. vuoi rimanere in linea, così ritorni con me in linea. Sì. Ah, ok. E allora, Simone, dato che hai parlato del nostro amico Luigi Flauto, che ne pensi? Sì. Ascoltate la canzone e guardate il video che è molto molto bello. E invece no, Simone, saltiamo un attimo Luigi, subito appena rientriamo mettiamo Luigi. E se sei d'accordi, soprattutto se sei d'accordi, così. Sì, perché io sono tante persone. Sì, cioè, lui è più volte ho cercato di cercarlo. tipo Mascia che mi dice arancine. Ah, quindi tu stai prendendo le sue orme. Sì, perché è la mia assistente. Volevo Sei un ascoltare Valerio, io ti amo. Che ne pensi? Bella. Ciao belli, Bella. a dopo. Ciao, A ciao. dopo. Dove vuoi andare? Ti porto dove vuoi tu, anche all'altare. Ti sposo se lo vorrai, stu sceme cora. Non sapo sta senza te, fatti spogliare. Dai, fatti amare. Sei più bella in coppa terra, giuro pare una modella. Voglio sta con te per tutta vita. Io ti amo, lo giuro ti amo, soltanto tu mi fai sciapazzire. Io ti amo, ti voglio davvero, si parla con amore e gelosia. Dimmi che si pazza solamente me, la nessuno mondo è come
dice sono geloso, ma innamorato, fammi sentire assai importante per te, che tutte cose e fai soltanto per me. Sei più bella in coppa terra, giuro pare una modella, tu mi metti brividi in da pelle. Io ti amo, lo giuro ti amo, soltanto tu mi fai sciapazzì. Io ti amo, ti voglio davvero, si parla con amore e gelosia. Dimmi che si pazzo solamente me, che nessuno non è più importante me, giurami che non mi lascerai mai. Io ti amo, ma dentro io tremo, perché sei perfetta, sei quella che voglio, sei tutta per me, sei tutta per me. Ti amo, lo giuro tanto tu mi fai sciampazzire. Io ti amo, ti voglio davvero, si parla con amore e gelosia. Dimmi che si pazzo solamente me, che nessuno vuole più portare me, giurami che non mi lascerai mai. Io ti amo, ma dentro io tremo, perché sei perfetta, sei quella che voglio, tutta per me, di tutta per me. Io ti amo. E rieccoci qua, siamo rientrati, Simone? Sì. Sì. Che bella cosa. Purtroppo sono anche con te. E Però questa è una cosa brutta, Stare con me è una cosa brutta. Stare con me è una cosa brutta. No, non è vero, non è vero. Io scherzo. Senti, io ma sto invece bene. lo sai che mi sta mancando oggi pomeriggio in diretta? Chi? Tuo fratello. Non lo so. Ora sta. Ormai non lo so. Ora sta. Non ne ho idea, come mai? Non ho idea. Non hai idea. Va bene. Scusa. Ti direi una bugia. No, perché tu non ne dici mai bugie, quindi non è da te. Non lo dire. No, nel frattempo stavo leggendo un po' di messaggi, no? E c'è uno che si chiama Matteo Soster che dice sei buono per mia madre, una cosa del genere. Che Sì, vuol sei dire? un buono per mia madre. Che no, vuol non dire so sono un cosa buono vuol dire. per tua mamma? Non lo so, è una cosa che sicuramente avrà mandato a te. Ma perché? Quanti siamo oggi? Quanti Dimmi, siamo? dimmi. Lo vuoi sapere? Siamo 700, Simone. 700? Sì, e sono solo. Immagina se c'eri tu eravamo già a 1000 watt. No, vabbè, ma tu stai facendo un grandissimo lavoro la mattina e il Addirittura. pomeriggio. Addirittura. Stai facendo un grandissimo lavoro, quindi... Allora, abbiamo Dario De Vita che dice buonasera, un baciuzzo ai miei compari, si riferisce a me. Ciao Dario! Ciao Dario. Poi... Simone ha conosciuto Dario, ma Simone sicuramente non si ricorda chi è Dario, però vabbè. Vabbè, ma Dario mi deve scusare, non è che non mi ricordo perché, non mi ricordo perché come tu sai bene, ho io la memoria che Molto fai breve, un ballerina. una memoria È molto ballerina. breve. Ballerina? Fa danza classica, Sì. no? Ballerina. Gianni, ti accontenteremo dopo con Gianni Celeste. Ah, certo. Con Ci Gianni mancherebbe. Celeste. Ci sono cantanti che possiamo sei stato elegante, lo tranquillamente... sai rispondere a posto mio. Stavo per rispondere, però tu mi hai anticipato, sei stato elegantissimo. Sì? Sì. Per una volta ti ho anticipato. E sei stato bravo, lo sai?
sto iniziando a capire i tuoi tempi. Ora che mi se metto parla le in tue modo cuffie. veloce Ora di mi metto lupo. le tue cuffie. Le mie cuffie? Sì. No, non puoi. Guarda, Quelle in bianche diretta. sono Faccio, mie. faccio il cambio in diretta. Guarda. Ecco, questa è una mancanza che mi fai. Quelle Cambio. bianche sono solo mie. La vedi? Perché mi stai La facendo vedi che le ho questa mancanza? messe? La vedi? Sono geloso io delle mie Guarda, cuffie. guarda. La vedi? La vedi? No, ancora no. Arriverà il momento Arriverò. dove... Ma ho fatto il cambio in diretta. Ma non so perché sono troppo indietro. Beh, è normale, è normale. Ma sono indietro quando? Mese e mezzo. No, il ritardo su YouTube sarà un 30 secondi al massimo. Ma guarda 30 secondi, ancora qua mi spunti con le cuffie nere. No, ora. Ancora Dai niente, tempo, tuttora dai niente. tempo, io già ho le tue Dobbiamo cuffie. salutare Pamela Capraro. È una Pamela? entry. Sì, è una new entry. New entry! Che bella In cosa. questo momento Sì. sono arrivate le cuffie bianche. Quindi praticamente siamo 1 minuto e mezzo indietro. Va bene, ma lo streaming è così, ragazzi. Lo so. Aspettiamo che finisce quest'anno proprio bruttissimo. Ma una domanda che volevo fare, per chi è stato un buon anno questo? Tavo, devi Perché rispondere. veramente se mi dicono che per qualcuno è stato un buon anno sono molto felice per lui o per lei. Sì, per me è stato un anno un po'... Lasciamo perdere come. Per Come è stato Simone, un anno? un po' lasciamo perdere come. Non voglio dire. Ma io credo un po' per tutti, però avrei il piacere di leggere qualcuno che ci dice che questo è stato un anno buono per lui e mi farebbe molto piacere, perché tu come sai, mi piace quando le persone si portano avanti, quando diventano ricche, quando hanno dei benefici, sono fortunate, perché l'invidia non fa parte della mia vita. E mi Assolutamente, piacerebbe, assolutamente. perché con chi parlo mi dicono tutti che è un anno di merda. Scusate la frase. Ah, l'hai detto, Quindi io non l'ho se- voluto dire e tu l'hai detto, bravo. Sei stato elegante. Quindi se c'è per qualcuno quindi- che è stato così, mi farebbe molto piacere sentirlo. Guarda, Mare, ma noi, me la spieghi una cosa? Io non ti sento più, c'è un problema di linea. Mi senti, Simone? 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 Mi senti? Io ti sento, tu mi senti? Pronto? Pronto, Simo? Mi stai sentendo? Simone? Sì, adesso ti sento. Mi senti adesso, caro? Sì, adesso sì. Allora, stavo dicendo, ma Mhm. ti volevo chiedere una cosa. Ma Dimmi. secondo te noi il pomeriggio Sì. che cosa ci colleghiamo a fare? Perché? Perché c'è Mascia che dice tutte cose. Dice di condividere la nostra diretta. Dice a che ora andiamo in diretta. Dice perché lo facciamo. Ma c'è bisogno che noi ci svegliamo tutto il traffico. No, ma è una cosa bella, perché vuol dire che ci segue ci segue con molto piacere. Lo so, quindi io essere scherzo, felici. faccio un po' il birichino. Ti segue con piacere. Poi, guarda, se ne vorrebbero così. Perché almeno ci danno... Alfio sono Montilli, che mi sembra che è un nome nuovo, Simo? Sì. Perché è un nome che non ho sentito finora. Alfio Montilli ci dice: ragazzi, siete bravi, voi siete siciliani o calabresi, siamo i migliori. Vabbè, tutta Italia in questo momento è il migliore perché siamo tutti sulla stessa barca. No, Simone ha chiuso. Simone, aspetta, li richiamiamo noi, ragazzi. Nel frattempo, per me quest'anno è stato totalmente schifo, scusate, sempre il termine. Vediamo se Simone ci risponde. Pronto? Simo, ci senti? Sì, è caduto alla linea, non sentivo più Tranquilli, infatti noi ti abbiamo richiamato perché già ci mancate. nulla. Mi fa piacere che vi manco, sono cose belle. Per me è stato ballerino. Margherita Parisi, Alfio Montilli, siamo meravigliosi. Siete tutta Italia in questo momento. Simone, sei d'accordo che tutta Italia in questo momento è meravigliosa? Sì, secondo me sì. Per questo ho fatto questa domanda, perché il mio piacere sarebbe stato quello di leggere qualcuno che magari avrebbe scritto, che ne so, che è stato Che si per lui un esprime, anno bello. che si esprime. Niente, invece Ma niente, vedo cioè, che è un po' per tutti. io sono veramente contento perché qua ci dicono che ci ascoltano e ci sentono intensamente.
No, qua dicono ti sento e ti Ti ascolto. ascolto. Vabbè, ma noi siamo due, io ormai parlo pluralmente. Però qua è singolo, quindi si parla di te. No, la coppia come Ficarra e Picone. no? Margherita Parisi, però il cognome è quello della tua consorte, giusto? Sì, ma la mia consorte non è in linea oggi. È vero. Quindi non sono Mi vuoi parenti, dedicare una canzone? non è una parente, non è una parente. Mi vuoi dedicare una canzone? No, meglio di no. Aspetta. Oggi no. Ah, oggi no? No. Sei in vena amorosa oggi? No, oggi sono in vena amicosa. Si può dire amicosa? Mamma mia, aggettivi. Il tuo vocabolario secondo me è più ricco del mio. Ti voglio dedicare una canzone a te invece. Ah, Che bello. e quale? L'hai detto 5 minuti fa. Viene hai detto tante cose. Luigi Flauto e Cadamauro, Dinte Pensieri e ci sentiamo tra pochissimo. Vai. Figa ti porta sempre, carin dei pensieri miei, si una freve che non posso mai. Tu sei rimasta chiusa in una fotografia, non ricordo che fa bene il cuore. Ci volimmo bene che stia verità, nemmeno che il destino ci può allontanare. Dopo 15 anni stiamo ancora qua, sono innamorata, dopo mesi l'unica. Ma come mamma fatta ce la sa, sapendo che voi ci verrebbe una storia tanto tempo fa, giuro non te sa ce la sa, moresse si dovesse perdere. Ma come potremmo cancellare
fatta. Bentornati in diretta, rieccoci di nuovo ancora una volta qui. Simone, mi sto sentendo? Sì, ti sento. Che bello, ma Tu mi senti? sì, io ti sento forte e chiaro. Mamma mia, che emozione. Mi sento emozionato veramente. Ma senti, cos'è che mi stavi Veramente. dicendo? Ti vorrebbe chiamare? No, ieri sera ho sentito Gigi Flauto, no? Sì. L'autore della canzone che hai appena messo. Sì. E ti stavo raccontando poco fa che mi ha Sì. fatto ascoltare Sì. un pezzo della canzone che mi sta scrivendo. E in più ha anche delle novità sue personali. Posso dire che questo ragazzo è molto molto in gamba, Sì. è da tenere d'occhio, si fa parte della nostra Sì. scuderia pure lui, Sì, ed è certo. molto in gamba perché sa scrivere bene. Sì. Anche la canzone che ha cantato con Katia, Mhm. l'ha scritta lui, e scrive Certo. molto bene. Scrive Se molto tu ci fai bene. caso, le parole sono E infatti, molto e infatti belle. se ci fate caso alla fine del video c'è una bella frase proprio scritta da lui. Sì, è uno che secondo me potrebbe fare strada. Sì, ne farà perché comunque si ha anche un bel timbro di voce ed è molto bravo anche a cantare, a scrivere, a suonare, che non ha mai studiato. La cosa bella è questa, è un autodidatta. Che poi tra l'altro ti dico, non ho ancora capito se gli piace più scrivere per gli altri o cantare. La cosa bella secondo me, la sai qual è, Simo? Che lui scrive e canta per lui. E queste sono delle vere e proprie soddisfazioni, eh? E scrive anche per gli altri. Scrive per gli altri, però secondo me la soddisfazione più grande è scrivere per se stesso, no? Lo so come. Sarebbe bello, prendi io che non so scrivere completamente. Vabbè, tu non so sai neanche scrivere da dove. neanche ciao. No, perché mi butti così a terra? Poi hanno ragione che poi ti dicono delle cose brutte, perché tu mi dici delle cose brutte a me. Comunque, leggiamo qualche messaggio, vai. Leggilo tu, dai. No, leggilo tu perché non riesco. Non Sì, riesci. sì, riesco. Sì. Allora, c'è Antonio Scarpitta che ci saluta. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Poi. Simone Russo, la stessa canzone di ora, te la dedico anche io, grazie. Che bello. A me Sì, non la mi dedica nostra nessun nome. mascotte praticamente si vede sicuramente sarà una ragazza dal cuore grande perché è molto affettuosa. Simo, ma non ti ho detto una cosa. Dici, Mi sono comprato le cuffie bianche come quelle tue. tu ce l'hai a finire perché tu me non mi sti cuffie. No, non sono quelle tue, me le sono comprate. No, non è vero, bianche li devo avere solo io perché Non è vero? Li vuoi vedere? Li faccio vedere in diretta? Ma smetti, Va bene, aspetta. perché fai queste cose? Se tanto ora ti vedo fra un minuto e mezzo tutto va Perché bene. tu sei sempre indietro, ma sei tu, non sono io. È colpa tua. Allora, No, ora- Simone ora Russo. sono- Aspetta. Simone Russo, a quando ho capito, molto presto farà il tuo primo brano. No, dovete sapere che Simone Russo il suo primo brano lo ha fatto. Ma ancora di gennaio, Simone. Sì, aspettiamo il nostro capo che si decide a Sì. finire il videoclip. Già è Prima o fatto poi lo il brano. farà. Prima o poi lo farà. Sì, dobbiamo finire. Anzi, colgo l'occasione. Sentiamo. Sentiamo. Stiamo cercando 2 attori Mm. per il mio brano. 2 attori. Uno ce l'hai qua, non lo vedi che sono bei ragazzi? Sì, no, se devo fare se mi serve la compassa di D'Artagnan ti avrei chiamato. Grazie, sei molto simpatico. Ecco, Ma no. scusa se ti interrompo, Scusa se ti interrompo, Che è per successo? farti vedere le mie cuffie bianche che mi sono comprato. No, ancora non si vedono. Aspetta. Si vedranno, come Oh, sono oh, quelle mie, oh. chiudo. Non sono le tue. Mando qualcuno e me li faccio prendere. Lo Però devi vedete? smettere. Lo vedete che sono belle? Sono bellissime. Sì, ma sono più belle di quelle tue. No, ancora non li vedo, li vedrò. Non tu so li vedrai, quando, ma li i vedrò. ragazzi già li stanno vedendo. Ma non può essere, Antonio ragazzi, lo vedono, sono come Scarpitta, loro, ti io. saluto a domani. Ciao Antonio, no, domani non saremo in diretta perché noi andiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12 e pomeriggio il nostro programma di Simone, che ancora noi dobbiamo dare un nome a questo programma, Simone. Mi raccomando, pensaci, la notte porta consiglio, tu sei la mente, sei quello intelligente. Mi sto sentendo preso in giro? No, tu l'hai detto, Mari, io non ti sto prendendo in giro, Simone.
Sorvoliamo. Le stai vedendo le Dove? cuffie? No, ancora no. Non è vero, li devi vedere per forza. Ah, dal telefono. Ok, ma non ce l'hai messe. Mi arriveranno lunedì. Vabbè, ma perché bianche se bianco ce l'avevo io? Perché Vabbè, sono poi ne belle. parliamo quando siamo... No, ma faccia a faccia. l'importante è che non mi dai botte. No, mai. Non potrei. Antonio Scarpitta mi dice belle, grazie, lo so, sono più belle di quelle di Simone. Quelle di Simone sono queste. Sono più belle di quelle di Simone? No, non penso. Ho staccato anche il Dicevo, se tu... Invece ti volevo dire, se tu mi aiuti, filo. Sì? volevo proprio che i ragazzi ascoltassero questa cosa. Che stiamo cercando 2 attori, uomo e donna, Mhm. per il mio videoclip. Esatto. Il videoclip si parla di una canzone molto 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 casta, quindi parliamo che abbiamo bisogno di visi molto semplici, angelici, che non devono fare delle scene né di baci né di cose particolari. È una canzone d'amore però molto molto casta, quindi ho bisogno di due Acque e visi sapone, che 2 siano- acque e sapone. Bravissima, mi hai capito. Quando 2 mi acque e capisci sapone. prima di parlare è una cosa buona. È rara ma è buona. Lo vedete, e poi dici che sono io. Ma qua mi arrivano messaggi No, che sono l'unico che vede in ritardo, ma perché? Simone Russo, io sono la tua prima fans, sappilo. Grazie. Io ve l'ho detto, alle 11:30 lui da lunedì al venerdì fa gli autografi per chi vuole venire alla Blue Ma Music lei è in via la nostra Maratona numero mascotte. 9. Via Ma lei è la Maratona nostra numero 9. mascotte. Mi hanno detto che La le mie nostra cuffie, piccola mascotte, no? mi hanno detto che le mie cuffie sono più belle. Non importa, se mi piacciono di più quelle tue prenderò quelle tue. Semplice, no? Ti sei sbagliato, lì ti sei fatti i conti sbagliati, sì. Vabbè, poi vedremo. Vedremo. Comunque, Comunque Simo, Mandamela. ma che fa? Mandiamo una bella canzoncina? sì, devi mandare quella di Celeste che l'abbiamo promessa. Di Gianni, del maestro? Sì, della leggenda. Ma tu lo sai che io ho organizzato 2 concerti Sì, nel mio quartiere proprio della leggenda? sì. A distanza di 11 mesi. Ah, che bello. Lo sapevi tu? Io volevo mandare in diretta, no, non lo sapevo, sì, Sì, sì. non lo sapevo. Sì, Allora, sì, c'erano solo 7-8 mila persone, però... pochi, comunque pochi. Sì, sì, eravamo molto pochi. Poi Volevo quando le foto mandare- le facciamo vedere Sì, ai nostri amici. bravissimo, sei stato elegante. Allora, volevo mandare in diretta un video live di Gianni Celeste che fu a Palermo in piazza Ingastone, che è nulla titante. Ah, È proprio live. ragazzi, è un artista. Io non conoscevo perché, ripeto, i miei prototipi, come si dice? Aiutami, mi sono inceppato. Cosa stavi dicendo? Non l'ho capito. Volevo dire Sai che come- il tipo di musica che ascolto è diversa, no? Sei come la Però signora quando- Pinella, ogni tanto vinci. Sì, sì, infatti, frequentando lei e te, sto Certo. diventando così pure Certo, perché tu sei quello intelligente, scusa. io. Questa è una cosa che ormai è risaputa, no? Caca, Vabbè, comunque, mandiamo il video, poi vi spiego. caca. È difficile ogni notte, tu solo non parlare
da non morire. Si possa ancora ieri che non vede da morire, ma scaro con bene. Che morire non è creato, vuole la pazzia, ma non è luna di canto, non deve capire, non deve rompere la scusa che c'è. E non domani tanto di venti non ne va, ma fanno un regalo che aspetta a una di tante non voglio il movimento, non fanno bene un po' di suoi docenti, ma che fanno presto per dire sulla parente, rimane una mano, tu non serrava nemmeno il tuo mondo e me ne si che potesse morire l'umanità che voglio il movimento non fanno un po' di suoi innocenti arriva da casa quando che sulla parete rimane in mano che sulla colonna Grazie. Guardi dall'occhio, non so che sta voglia e da stringere a me, per me tu sei più bella, tu sei tutto per me, assomiglia a una stella che fa luce per me, tutti in una chiesa, io mi voglio sposare, siamo a te una creatura. Che ti assomiglia, io che vivo per te, non ti posso lasciare, sai nemmeno un minuto, non potessi cambiare, cerca di respirare, tu mi fai respirare, tu sei sonno più bello, che io voglio sonnare, non si muore d'amore, a me può capitare. Casi tu me lasciassi, o cuore si può fermare. Fammi ancora una palazzo, fammi sentire che
che s'amore per sempre, siamo andati a restare. Non si può sempre, tu sei l'eternità, non esiste più nada che mi fa innamorare. Voglio a te ogni momento, non mi stancasse mai, chiudo guarda e ti voglio, rinde e braccio con me. Sento che mi appartiene, tengo a te in te piedi, mi cammino in tuo cuore, fammi vivere ancora. Io che vivo per te, non ti posso lasciare, sai nemmeno un minuto, non potessi campare. Cerca a prendere respiro, tu mi fai respirare, tu sei il sonno più bello, che io voglio sonnare. Non si muore d'amore, a me può capitare, caso tu mi lasciassi, o cuore si può fermare. Dammi ancora una pace, fammi sentire che s'amore per sempre, siamo andati a restare. Ti guardi dall'occhio, non so credi che sa voglia e da stringere a me. Per me tu sei più bella, tu sei tutto per me, assomiglia a una stella che stasera fa luce per me. Io che vivo per te, non ti posso lasciare, sai nemmeno. In diretta, rieccoci ritornati in diretta. Simone, mi senti? Sì, ti sento. Allora, cosa vuoi dire ai nostri amici? Io? Che devo dire? No, volevo salutare... Mascia Brancarci dice il grande maestro Nino Marchi. Brava. Poi altro, gli piace questa canzone. Sì. Poi dobbiamo dedicare una canzone a Teresa Vino. Vuole una canzone che la faccia ballare, quindi una adesso canzone che la faccia ballare, una canzone sì. che la faccia ballare, la possiamo mandare in discoteca, che sono chiusi. No, vabbè, dopo metterai magari quella di Nico. Mettiamo quella di Nico, sì. Che poi. Ma si può dire che stai fando? No, tu la devi smettere con questo. Dai, che stai fando è bello. Smetti con questo linguaggio, ci sono anche bambini che ci ascoltano e poi pensano che si può dire. Si può dire anche facete quello che dicete? Ecco, ora avete capito perché non sto andando più in trasmissione. Non è vero. Perché almeno qua posso chiudere il telefono e scappo. Ma non mi puoi chiudere il telefono in faccia, da maleducati. Ho capito, ma è anche da persone disperate. No, da persone disperate no. No. Quindi, però non ti hanno detto più non me l'hanno detto questo. Non me perché non l'hai più rinnovato. Si è collegata la nostra amica Sabrina Famau. Ciao Sabrina, ciao Sabrina. Già le abbiamo messe per le canzoni. Sì, di Angelo ne abbiamo messe un bel po' oggi. Allora, dobbiamo fare girare un po' tutto. Sì. Sei stata abbiamo anche un'altra entry nella nostra scuderia. Sì. E dobbiamo fare sentire anche la sua canzone. Quindi... Che bello. Sì. Quindi dobbiamo fare girare tra poco, prima della chiusura, perché devi sapere Simone che ancora sono le 6. Noi il nostro programma lo chiudiamo alle 18:30. Me lo stai dicendo? Sì, certo. Ah, scusami, non mi ricordavo. Che belle. Allora, stavo dicendo sì. Che noi ora passiamo un bel brano ritmato. Si può dire ritmato, ma vedi chi è bello? Guarda, fai una cosa, tanto ormai già dico. Sì. Hanno capito il tuo linguaggio, hanno capito il tuo dizionario, parla come vuoi, così non ti confondi più. Allora, io dedico una canzone a Teresa e a tutte le persone che amano ballare, a Simone soprattutto perché so che è una canzone che gli piace, che è Nico Pentetta, Marco Calone e
Pino Francese. Ci sentiamo tra Amico Marco Calone. Che bello. Io vieno qua, non stiamo ancora un'ora, anni ci basta poco per ci innamorare. Mi fai impazzire quando mi dici così, tutto da sbagliato che femmina sei. Facciamo amore, già stiamo in coppa l'una, se va sono sti cori, che voglio di voler si in ossessione. Facciamo amore, siamo soltanto noi, ma manca ciò respiro, si mi spoglia così. Amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce la siamo più. Sto serena pazza, non la pressione su, in estasi d'amore mi manchi sempre più. Io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Viene a stringere per mano più forte, si sto buttando adesso non me ne importa. Voglio amore per tutta la nottata, siamo più forti pazzi innamorati. Come non voglio di la vita mia, questo è tutto una famiglia magia. E t'accatassi non vuole una stella, ma solo tu resti sempre più bello. Facciamo amore, già stiamo in coppa l'una, se passano ste cose che voglio di voler, si in ossessione. Ancora siamo soltanto noi, ma manca ciò respiro, si mi spoglia così. Amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce la siamo più. Stasera balla, ho la pressione su, in estasi d'amore mi mandi sempre più. Che non ce la faccio più, che non ce la faccio più. Facciamo amore, già stiamo in coppa l'una, se va sono sti cori, che voglio di voler si in ossessione. Facciamo amore, siamo soltanto noi, ma manca ciò respiro, si mi spoglia così. Amore balla, non ti fermare più, sopra il mio cuore danza, non ce la siamo più. E non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Facciamo amore, già stiamo in coppa l'una, se va sono sti cori, che voglio di voler si in ossessione. Facciamo amore, siamo soltanto noi. Bentornati nella nostra diretta. Allora. Simone, ci sei? Sì, Pronto, mi stai sentendo? sì, ti sento. Ecco. Allora, Simo, hai annunciato tu prima, qualche secondo fa, Sì, che abbiamo una new entry nella nostra scuderia della Blue Music. sì. Ok? E allora, Ok. questa new entry ci ha fatto una bella sorpresa oggi, una bellissima, anzi io direi una bellissima sorpresa, che È lì con noi? non è qui con noi perché devi sapere che è di Napoli. Ah, ok, Si chiama Enzo Però- Chirollo ok. e ci ha mandato un bel video messaggio che adesso io manderò in diretta. Sei di un'eleganza veramente. Sentiamo questo video messaggio. Ciao ragazzi, sono Enzo Chirollo, vi invito tutti a seguire la diretta live della Blue Music e di seguire le mie canzoni. Un bacio forte ragazzi. Ecco, abbiamo ascoltato il video messaggio